Fabio Battista. A Battista, come dicono a Roma, arriva a Franciacorta praticamente dopo varie esperienze che abbiamo già raccontato, dalla Puglia passando per Roma, provando a Londra nei migliori ristoranti stellati, pluristellati appunto di Londra, e poi c'è stata una sorta di chiamata quindi nel 2014. Nel 2014 quando appunto si cercava di un nuovo chef qui ad Albereta, la proprietà, il signor Moretti, la signora Carmen Moretti e il signor De Rosa hanno voluto puntare su di me, un chef che non fosse blasonato, ma appunto per riorganizzare tutto quanto l'assetto della non doveva essere uno chef marchigiano, quindi sembrava di capire. Non essenzialmente, ecco. Io ho lavorato indirettamente in un ristorante di Marchesi a Londra. L'Alkin è stato la prima nella fase italiana, la prima consulenza inglese di Marchesi. Poi Marchesi ha lasciato il suo chef Stefano Cavallini lì e Stefano Cavallini è di Lugo. Sì, ora nominato, insomma, comunque è un celebre chef, Fuga di Fornelli, no? Si chiama così perché magari lui poi non è riuscito mai a fare niente a parte delle rimpatriate in occasioni di Vincibo. Ricordo ci fu una grande rimpatriata di questo chef che in realtà lavorava in questo locale etnico, che la cucina italiana è come la cucina thailandese, come la cucina giapponese a Londra viene vista così. È stata una bellissima cosa quello che fece Marchesi, che portò l'alta cucina, espressione della cucina italiana per la prima volta all'estero e a Londra. Prima di lui i ristoranti italiani all'estero erano semplicemente delle trattorie. Lui portò l'alta ristorazione della cucina italiana a Londra, appunto all'Alta. Stiamo parlando di 20-25 anni. Stiamo parlando di parecchio tempo. Tra l'altro attualmente mi sembra ci sia Zach da Oldin, perché è un albergo, insomma design, si dovrebbe ricordare, che segue un po' le mode, quindi ogni anno cambia, ogni periodo, 4 anni, dipende insomma voi quanto ha durato l'ultima versione italiana. La versione italiana è durata una decina d'anni. Ecco, quindi insomma di periodi più o meno lunghi, attualmente a Zacca, poi altri. Prima c'era il NAM, il NAM che poi è un nome tra l'altro di un ristorante, comunque viene replicato anche da altre parti. Quindi bene, quindi fu chiamato, quindi lei già da 4 anni. Perché poi ci fu il passaggio, cioè praticamente Gualtiero Marchesi lasciò, cioè stava lasciando. Marchesi lasciò e ci tenne proprio il cambio. Cioè vi siete incontrati? Sì, ci siamo incontrati assolutamente, poi anche quando lui non era più qua tornava sempre perché era molto affezionato a questo posto. Però lei non l'ha avuto come maestro, nel senso che lei lo ha sostituito. Assolutamente. Insomma, sì. un impegno insomma, non da poco, quindi diciamo che praticamente è come ripartire da zero in questo caso, quindi forse si capisce anche un po' perché diciamo questa stella Michelin tarda un po' a ritornare. Ricordo che Marchesi aveva chiesto di essere quindi tolto appunto dal giudizio, che quindi a quelli che fanno le guide, quelli che fanno anche il mio lavoro, vuol dire un po' spiacevole come quella volta che insomma Ducasse non gradiva essere in mezzo a altri ristoranti stellati della Costa Azzurra, perché gli davano fastidio quelli che avevano solo una stella, ma invece visto che era l'unico 3 stelle, essere insieme anche a quelli da 2 comunque non è male, ecco, basta dirlo. E chiaramente poi si può anche prendere come consiglio una cosa del genere. E quindi bene, io faccio i migliori auguri chiaramente al nostro chef, che è reduce qua proprio dalla partenza di due grandissimi, perché poi come nel caso, adesso io improvviso qualcosa, magari ci prendo, come nel caso di Paul Bocuse, dove chiaramente cucinano gli stessi cuochi di quando lui non c'era, quindi continuerà tutto, però magari si comincerà a vedere e a fare interviste, perché io poi in realtà è qualche anno che sono fermo proprio per questo, nel senso che Paul Bocuse non poteva rilasciare interviste e le rilasciava lui, quindi gli altri erano un po' bloccati, ma nel momento che chiaramente uno chef ci lascia
Un altro caso è stato quello di Benoît Violier, ecco, quindi è entrato in campo Frank Giovannini, chiaramente Frank Giovannini ha cominciato a rilasciare delle interviste che prima non poteva rilasciare, che è stato il sous-chef di tutti questi cuochi che hanno animato forse il ristorante. Vedo che lei sta facendo, cioè è stato il ristorante migliore, cioè no? Uno dei ristoranti migliori al mondo. Ecco, quello del simbolo del servizio, eccetera, eccetera. E quindi bene, buone cose, e poi ci risentiremo magari dopo aver provato anche questa cucina. Ci vuole anticipare qualcosa della cucina del Leone Felice, che quindi è il nome della sala del ristorante che fu di Gualtiero Marchesi, chiamato Gualtiero Marchesi, assolutamente lo stesso, quindi che si chiama così per Leone Felice. Leone Felice, allora il leone è il vecchio custode dell'Albereta. Si chiama Leone Felice, cioè la proprietà le ha dedicato appunto la vigna Leone, è l'unico vino che viene prodotto all'interno dell'Albereta. E cos'è? Di che seppare? Qual è il vino? Un vino bianco. Vino bianco di uva Chardonnay. E poi abbiamo il discorso della positività, dell'essere felici, appunto legato al nome suo, ecco perché Leone Felice. Un'altra cosa che devo ancora provare sono questi piatti cosiddetti dietetici della cucina, perché Chenot ha fatto anche un libro di ricette, no? Insieme alla moglie, quindi vende anche tra l'altro delle copie, ecco, sono molto interessanti. Quindi esiste anche una cucina che lei esegue, quindi... Sì, diciamo che io sono il supervisore su questa cucina, anche su questo discorso della cucina dietetica e salutare. Sì. Abbiamo due linee, una detox e una BioLite, appunto, che seguiamo dalla direzione appunto dalla linea guida di Chenot, una cucina dove non esistono grassi animali, una cucina con poco sale, con molte verdure, molte erbe, molte spezie. No, un piatto che diciamo sì è dietetico, ma alla fine è il piatto che mangiamo, come se uno mangiasse un finocchio, no? Il finocchio molte volte si mangia proprio nei posti dove, come dire, devi anche guarire, non so, dico in ospedale, comunque quando sei un po' a resime devi mangiare certe... Qual è un piatto che noi conosciamo perfettamente, che è già pronto, un po' come vedevo in un ristorante al Cipriani a Venezia, praticamente hanno messo il simbolo vegano in un piatto, che è la pasta e fagioli, evidentemente usano una pasta non con l'uovo, e quindi è un piatto vegano. Piatto vegano. Anche la mucca è vegana, ad esempio, scappa da ridere. Però ci sono delle cose, perché vegano effettivamente anche vegetariano, no, meglio vegetale, no, che vegetariano. E quindi qual è un piatto che io potrei provare ad esempio a pranzo? Voglio provare la cucina di Chenot, che poi non è necessariamente una cucina che poi non devi bere alcol, non devi fare tutte queste cose perché sei... Ecco, qual è un piatto che potrebbe essere anche, se viene servito oppure anche a Leone Felice? Abbiamo, allora, i piatti di Chenot, diciamo che per scelta non vengono serviti esattamente al Leone Felice, però per esempio ci sono dei piatti che sono davvero buoni e gustosi, come possono, non so, gli spaghetti di riso. Noi abbiamo degli spaghetti con delle verdure saltate che sono davvero molto 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 buoni e gustosi soprattutto. Questo sarebbe già... Anche questo potrebbe essere un da questo arriva dal libro di... Ci sono, questo c'è dentro. No, però un piatto proprio che normalmente troviamo nella cucina tradizionale, che fa bene, comunque più o meno, insomma, adatto a quel menù lì, ma anche più al bistrò, per fare il Leone Felice. Allora, noi tra l'altro, ecco, ci tengo a dire una cosa, che noi facciamo sempre sulla nostra lavagna del menù del giorno, ecco. Abbiamo dei piatti che cambiano ogni giorno, che appunto chi viene al bistrò può degustare, come possono essere degli hamburger di quinoa, possono essere delle polpette di seitan, quindi delle interpretazioni che possono essere al tempo stesso assaggiate
a chi viene qua a mangiare qui al bistrò, ecco. Ci stanno chiamando, proviamo. Buongiorno chef. No, boh. Vediamo. No, questo non è mai capitato. Connessione in corso, vediamo se. È uno chef. È uno chef stellato Michelin italiano, si chiama Pietro Volonté. No, non era mai capitato di ricevere una telefonata mentre stavamo, che è un rischio sempre. Infatti togliamo le schede diciamo del telefono in WhatsApp proprio per evitare questa cosa, chiama la moglie, cose di questo, però non potevamo aspettare. Questo mi sembra sia in quel di, dovrebbe essere Saint-Tropez, Pietro Volonté, però mi sembra che il collegamento in realtà è saltato tutto, anche perché le linee wifi chiaramente pubbliche poi non è che possono fare più di tanto, ma come dire, in tempi di social ci dobbiamo un po' adeguare. Vediamo intanto se per caso siamo in diretta ancora video. No, mi sembra di appurare, anche se siamo stati in diretta per parecchio in backstage, mentre invece siamo ancora in onda sia su Radio Milano TV e anche per gli amici che poi ci vedranno, che so, anche su YouTube Vita Natural Durante, perché chiaramente questa è un'edizione storica, ecco, quindi siamo nel tempio della cucina italiana, possiamo dire? Siamo nel tempio della cucina italiana. Quindi nel periodo in cui qualche settimana fa ci ha lasciato Gualtiero Marchesi, voi tra l'altro qui ho una foto, adesso pubblicherò, dove avete anche, non so se lo portate ancora, avete portato in un certo periodo un simbolo appunto di lutto per rispetto appunto al maestro, che poi non è stato il suo maestro, è stato questo cambio di testimone. E come sono rimasti dei cuochi della brigata di Gualtiero? No, purtroppo no. Quindi lei ha fatto tutta una brigata. L'unica persona che è rimasta è il nostro Piatti, che è da più di 20 anni che è qui all'Alberetta. Ecco, lui è il simbolo del discorso dell'unione tra Marchesi. Visto che prima citavamo Fred Girardet in un certo senso, il piatto più conosciuto, che è rimasto un po' come la zuppa di tartufi di Paul Bocuse, è praticamente il soufflé al frutto della passione, mi sembra di ricordare questo celebre dessert, che poi anche Philippe Rochia ha tenuto in carta mettendo le iniziali FG. Quindi c'è un piatto di Marchesi che lei ha mantenuto allora, ecco. Tra l'altro ci tengo a dire che in questo nome appunto, abbiamo mangiato il Marchesi con un piatto, l'unico piatto che devo dire che lui mi ha insegnato direttamente. Vi racconto questa aneddoto, questa storia. Lui venne una sera, passò una mattina e mi disse: guarda Fabio, se vuoi questa sera quando torno da Milano ti insegno a fare uno spaghetto alla milanese. Io dissi ok, va bene signor Marchesi. Venne la sera e ci facemmo questa spaghettata di mezzanotte che io appunto ho messo in carta. È uno spaghetto alla milanese, semplicemente uno